Ben ritrovati dalla redazione. Un giornalista è rimasto ferito in maniera seria nel corso di una sassaiola scatenata da alcuni manifestanti pro-PAL contro le forze dell'ordine in centro a Udine. Il giornalista ha riportato un trauma cranico importante per curare il quale è stato dapprima preso in carico dal personale di un'ambulanza e quindi trasferito d'urgenza in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita. L'imponente servizio sanitario coordinato dalla Sores FVG è pronto a intervenire in caso di necessità. Nei pressi della postazione in piazza sono stati ripresi gli scontri, riconoscono i sanitari, le camionette hanno utilizzato l'idranti in dotazione per disperdere i manifestanti. Trieste, una donna è stata trovata morta all'interno di un'abitazione di via Tagliapietra 4 nel rione di Sant'Andrea. Si tratta di un'anziana di 88 anni. Il corpo è stato trovato in avanzato stato di decomposizione, come se la morte risalisse a giorni fa. A scoprire il decesso sono stati i vigili del fuoco chiamati sul posto al fine di favorire l'ingresso in casa. Sul posto sono giunti anche i sanitari del 118 con l'automedica e un'ambulanza della Sogit, oltre ad una volante della polizia. Non si hanno ulteriori notizie sul decesso. Chi è abilitato all'impiego di mezzi meccanici come una pala, una gru, l'escavatore o il carrello elevatore, giusto per esemplificare, è soggetto a test antidroga e antialcol, che già da qualche tempo avvengono a Portorosega ai fini della sicurezza. In astratto una manovra errata dettata da una possibile alterazione psicofisica può avere ricadute anche molto gravi sui terzi colleghi in genere. Gli esami riguardano i lavoratori portuali poiché svolgono mansioni a rischio che possono includere l'impiego di attrezzature pesanti e operazioni in quota. Ebbene, nell'ultima tornata di test alcuni addetti sarebbero risultati positivi allo scalo marittimo di Monfalcone. Sono quasi 115.000 le persone che hanno scelto i treni del regionale di Trenitalia, gruppo FS, per raggiungere le località del Friuli Venezia Giulia interessate dai grandi eventi come Friuli Doc, Gusti di Frontiera e Barcolana. Numeri che in alcuni casi sfiorano il 64% di incremento rispetto all'anno scorso, l'ha reso noto Trenitalia in riferimento agli eventi dell'estate-autunno 2025. Secondo i dati raccolti hanno scelto il treno in 4.500 anche per la Bavisela Spring Run, gli eventi di Go 2025, la Supercoppa UEFA a Udine e No Borders Music Festival a Tarvisio. Inoltre per i servizi legati al cicloturismo con Alpe Adria Line, Collio Line e Treno Bici delle Lagune sono stati registrati oltre 63.000 viaggiatori con bici al seguito tra aprile ed ottobre, più 13% rispetto allo stesso periodo del 2024. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche. Al mattino cielo in prevalenza poco nuvoloso con possibili nubi basse nel Tarvisiano. Dalle ore centrali progressivo aumento della nuvolosità a partire da nord con possibili deboli e brevi piogge sulla zona montana, specie tra Alpi e Prealpi Carniche, sulla costa e sulla fascia orientale, Borino-Bora moderata. Temperature minime in pianura fra 7 e 11 gradi, sulla costa fra 13 e 16, massime fra 20 e 22, sulla costa fra 18 e 21 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione. Grazie per averci seguito. A più tardi.